Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti, un po' freschetto, piove un pochino, però insomma dai, almeno per il momento non nevica. Vi ricordo il numero telefonico per intervenire 04 2216 26798. Oggi parliamo di sicurezza stradale, vogliamo capire che cosa sta funzionando e che cosa invece no, perché ci sono tanti punti ancora oscuri sia sulla legge relativa all'omicidio stradale sia anche problemi di viabilità e di parco mezzi italiano, che è tra i più vecchi d'Europa. Il piacere di avere in studio con noi Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale di Treviso, benvenuto. Buongiorno, grazie. Il piacere di avere in studio con noi Diego De Leo, psichiatra e presidente della De Leo Found Onlus, benvenuto, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Silvano Zancaner, direttore della medicina legale del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 3 Serenissima. Basta, sono già stanca. Con questa presentazione dichiaro chiusa la trasmissione. No. Allora, è con noi anche sempre Facebook, sulla nostra pagina di Antenna 3, postate, avete già cominciato a scrivere e siamo qui con i nostri esperti e vi daremo delle risposte. Allora, vado subito dal comandante. Allora, noi abbiamo un problema, lo dicevamo anche prima di iniziare la trasmissione, alla guida diventiamo delle bestie, mi passi questo termine, perché diventiamo proprio, non lo so, territoriali, no? Come il cane che difende la sua cuccia. Cosa succede però? Che noi italiani, insomma, nonostante tutte le leggi, nonostante tutte le accortezze, abbiamo sempre un problema più forte di guida distratta, e quindi parliamo di comportamenti errati, mancato rispetto della precedenza e velocità elevata, mentre facciamo anche parecchie violazioni al codice della strada. Insomma, siamo un popolo un po' particolare. Lei che ha tanta esperienza. Beh, sicuramente diciamo, l'indisciplina alla guida è un fenomeno non solo italiano, è un fenomeno assolutamente globale. Poi ci sono paesi che sono più come dire, sensibili all'argomento e paesi meno. Sicuramente in Italia quando vediamo che facciamo più di 3.000 morti all'anno per incidente stradale, credo che il fenomeno dell'indisciplina alla guida sia piuttosto consistente, insomma, ecco. E allora c'è questo fenomeno della insomma, mancata disciplina alla guida e il fenomeno della distrazione, che è diventato sempre più forte con il problema dell'utilizzo dello smartphone, del cellulare, perché vogliamo sempre essere connessi e vogliamo guardare che cosa e chi ci sta scrivendo, è quello il problema più importante. Allora, giusto per spezzare un po' questa trasmissione, perché l'argomento è abbastanza importante, forte, allora ho preso qualche scuse, non so se gliele hanno dette anche a lei quando li ha beccati. Allora, un signore ha detto: mi stavo radendo, era il mio rasoio portatile. Oppure una signora ha detto: l'ho usato come cellulare, come specchietto, perché mi si era rotto lo specchietto retrovisore, e dice, un altro signore ha detto: non ero al telefono ma mi stavo grattando l'orecchio. Cosa le è capitato a lei? Beh, devo dire che quella della rasatura è assolutamente la più significativa che ho mai sentito, fino adesso non mi era ancora capitato, però c'è da dire da questo punto di vista, perché poi la norma aiuta sempre tutti a risolvere i loro problemi, perché queste persone non considerano la norma del codice della strada che punisce questa violazione, che non punisce l'utilizzo del telefonino per telefonare, ma punisce l'utilizzo del telefonino come strumento di distrazione che occupa le mani. Ecco, quindi, perché chiariamo questo punto, cioè se anche avessi in mano un panino, un sandwich, è la stessa cosa? Non è la stessa cosa, la norma parla di strumenti tecnologici, non parla del panino, quindi teoricamente il panino non è consentito guidare mangiando il panino, perché si viola un'altra disposizione, ecco, che non è quella sul telefonino. Allora, non si può mangiare alla guida, non si può bere alla guida, si deve guidare alla guida. Facciamo ordine in due parole. Il telefonino è punito da una norma che sanziona l'utilizzo scorretto dei dispositivi informatici perché non muniti di auricolare.
Quindi il telefonino è consentito utilizzarlo con l'auricolare. Uno solo per orecchio? Assolutamente sì, perché l'altro deve servire a sentire i rumori esterni della circolazione. L'altra norma invece, quella che riguarda il panino o il rossetto o altri strumenti che possono essere utilizzati non tecnologici alla guida, è la norma che impone al conducente di avere sempre la libertà e la disponibilità delle mani per raggiungere i comandi del veicolo. Quindi essere fermati con qualcosa che ci impedisce di utilizzare le mani per raggiungere gli strumenti e i comandi del veicolo può essere sanzionato, ma la norma è diversa. Senta, fazzolettino di carta, uno starnuto, lo passiamo? Naturalmente ci sono le emergenze, no? Quindi, insomma, esistono anche quelle. No? Vabbè, che la guida 9:15 con le mani messa alle ore 9:15 è la guida consigliata. Assolutamente. Adesso le dico comunque che un'altra cosa molto divertente che avevo trovato è che qualcuno, un signore che è stato fermato, ha detto no, non era il cellulare ma era il telecomando del mio apricancello, però era in autostrada, allora chissà che potenza questo telecomando. Allora, sicurezza stradale, ora perché ci sono stati più incidenti mortali, cioè sono diminuiti gli incidenti l'anno scorso a livello nazionale, però quelli mortali sono aumentati. E allora cosa succede? L'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di alcol. Allora, direttore, è un problema emergente soprattutto per alcune fasce d'età? Direi che è un problema cronico, nel senso che è un problema di cui conosciamo l'esistenza ormai da 20 anni. Negli ultimi anni ci siamo un po' attrezzati per tentare di arginarlo, di risolverlo. Questo grazie alla sensibilità da un lato della Polizia Stradale, delle Procure della Repubblica e dei direttori generali di diverse ULSS. Tutta la provincia di Treviso, di Rovigo e di Venezia fa convergere i campioni biologici dei soggetti coinvolti in sinistri stradali nel laboratorio di tossicologia forense dell'ULSS 3 Serenissima. Quindi da lei vede la realtà? In realtà il dottor Frigion è il responsabile, che oggi non ha potuto essere qua, è un collega che si occupa da decenni di analisi di sostanze stupefacenti su liquidi biologici. Per cui da questo punto di vista cominciamo ad avere dei dati significativi su quanti soggetti sono coinvolti in sinistri stradali causa alcol e causa stupefacenti. Da un lato la polizia fa i suoi controlli, questi soggetti vengono accompagnati in pronto soccorso di 20 diversi ospedali di 3 province, vengono prelevati con criteri di sicurezza clinica dei campioni biologici che vengono consegnati a noi. Più o meno un 20-25% dei sinistri stradali è alcol correlata, un 10% dei sinistri stradali è correlata all'assunzione di stupefacenti. Quindi un 30% è dovuto dall'abuso di alcol o stupefacenti, insieme, sì, giusto? Con una gravità maggiore per i sinistri più pesanti, con morti o con feriti gravi. Il coinvolgimento di alcol e stupefacenti in questo tipo di sinistri aumenta. Aumenta, quindi questo è un punto importante. Allora, 0422162678, allora diteci la vostra opinione, che cosa ne pensate? Siamo distratti alla guida, non rispettiamo magari anche il rosso del semaforo, cioè, abbiamo in Italia troppe biciclette, troppi pedoni, abbiamo troppo traffico veicolare. Forse anche questo è un dato interessante, perché in tanti altri paesi sono tutti questi pedoni, tutte queste biciclette, non ci sono. Senta, professor De Leo, abbiamo aperto questa trasmissione dicendo che anche noi italiani ci trasformiamo alla guida, ma lei che studia la mente, secondo lei cosa succede quando noi siamo alla guida? Diventiamo veramente bestiali, ci arrabbiamo, ci irritiamo, delle volte arriviamo anche a gesti molto forti, ad inseguimenti lungo la strada, insomma ci sono stati anche brutti atti di cronaca a causa proprio di mancate precedenze, rispetti, tamponamenti, parcheggi. Cosa ci succede? Beh, succede che uno attacca al presunto sgarbo, infrazione, mancato rispetto, eccetera, tutte le frustrazioni personali, e quindi vive questi momenti come qualche cosa che fa sorgere una reazione repressa da tempo che può riscattare la sua dignità lesa, e quindi ne fa una questione di orgoglio personale, di dignità che viene recuperata sul campo, anche a costo di conseguenze drammatiche, comunque sproporzionate rispetto all'entità
quello che ha patito. Ma perché difendiamo qualcosa, lei dice no, esce qualcosa di forte, non so, ma difendiamo, non so, la nostra auto, ci sentiamo che ci venga portato via qualcosa, anche se siamo magari nel torto. Beh, tutti noi aspiriamo ad una società giusta in cui i diritti di ognuno siano rispettati, per cui avere la possibilità di esercitare prima questi diritti e poi magari i doveri diventa un modo di pensare abbastanza diffuso, abbastanza comune. In realtà se invertissimo l'ordine di questi fattori, magari prima i doveri e poi i diritti, forse già si sarebbe su una strada un po' più giusta e su un modo di comportarsi. Un'orientale un po' più zen alla guida, sì, stiamo alla guida a fare un po' più di meditazione orientale, forse qualcosa si sistemerebbe. E allora 0422162678, pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno Daniela, buon lunedì. Buongiorno. Per vestita di fiori oggi. Un po' di primavera anche con tutto questo freddo. Eccoci qui, ci dica tutto, buongiorno. Allora voglio parlare di strade e portare due esempi molto pratici. Allora, io abito vicino a una strada provinciale. La strada provinciale del mio paese al prossimo, verso Padova, quindi in direzione al Zerello, in curva c'è un attraversamento pedonale su una strada provinciale, c'è una roba, non puoi mettere dove c'è una curva, non sarà 90 gradi, ma c'è sempre una curva con un attraversamento pedonale vicino all'intero. Poi gli altri esempi sono molto classici, come ad esempio ci sono gli specchi quando vieni su un'intersezione con la stop, c'è lo specchio per vedere chi avanza e rendersi conto del traffico. Ci batte il sole direttamente. Se dice è un po' difficile. Sullo specchio vuole la maschera per saltare perché c'è il sole. E ti batte direttamente sugli occhi durante lo specchio. Ho capito, quindi lei dice queste due problematiche. Allora, io me le sono segnate, intanto la ringrazio. 0422162678, siamo qui per rispondere alle vostre domande, poi ripartiamo da questa telefonata dopo la pubblicità e qualche quesito che è arrivato sul nostro sito di Antenne 3 su Facebook. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422162678. Allora, tra poco daremo la risposta al signore che ci ha chiamato, c'è un'altra telefonata e durante la pubblicità il comandante attirava le orecchie a tutti quanti, perché cioè, siete comunque distrattoni. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Marisa, chiamo da Vedelago. Prego Marisa. Ascolti, io volevo dire, io sono una automobilista e qua nella mia zona parecchie volte trovo queste persone in bicicletta di notte che non si vedono, specialmente se piove. Io direi di fare una legge per fargli mettere almeno le giacche fluorescenti da poter vederli, perché proprio non si vedono. Io l'altra sera che pioveva ne ho rischiato uno proprio per niente. Dove non ci sono le piste ciclabili sarebbe una cosa proprio necessaria, perché proprio sono senza fari e vestiti di nero e mamma mia proprio non si vedono. Lei sono la sua ansia, la sua preoccupazione. Sì. Vabbè. Ci ha fatto l'abitudine. Mi dispiacerebbe proprio prenderne sotto a uno, perché mamma mia è una cosa bruttissima, insomma. Beh, certo. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci, grazie. Allora, 0422162678, sa perché è utile anche questa trasmissione, comandante? Perché le persone ci segnalano le loro preoccupazioni e le loro perplessità, anzi se avete anche dei punti viari da comunicare siamo qua, magari chissà che anche qualcuno della provincia ci ascolti, ecco. Allora, il signore di prima diceva abito in una strada vicino alla strada provinciale, sulla strada provinciale c'è una curva, non magari troppo a gomito, ma insomma un po' pericolosa, e hanno messo un attraversamento pedonale. E poi il problema degli specchi, o sono illuminati o sono appannati o ci accecano. Allora,
Sicuramente il consiglio che possiamo dare a tutti gli utenti in questo caso, quando vedono qualcosa di anomalo, di segnalarlo agli enti competenti. Gli enti competenti sono sicuramente gli organi che si occupano di polizia stradale, ma anche proprio i sindaci dei comuni nei quali riscontrano l'anomalia, perché ovviamente può sempre essere che diciamo per qualche errore di valutazione anche uno strumento o comunque una dotazione della strada, quale l'attraversamento pedonale, può essere posizionato nel punto sbagliato, però anche in questo caso c'è sempre la norma che soccorre un po' tutti quanti gli utenti, perché l'attraversamento pedonale, come tante altre caratteristiche della strada, è opportunamente segnalato da un cartello prima dell'attraversamento stesso. È vero che il cartello, io vengo incontrato all'ispettore, non sia stato divetto, il cambio non ci sia passato addosso, sì, non stia cadendo dentro il fosso, perché sono immagini assolutamente davanti ai nostri occhi. Però è anche vero che in questo territorio, diciamo, rispetto a molti altri territori d'Italia, è un territorio fortunato dove questo fenomeno è veramente diciamo, minoritario. E quindi se c'è il cartello, la persona sa che si sta avvicinando a un attraversamento pedonale e il codice della strada impone all'automobilista di adeguare e abbassare la sua velocità anche sotto i limiti consentiti, proprio perché lo avvisa del fatto che potrebbe esserci un attraversamento di pedoni a breve e quindi comunque si è più preparati. Lo specchio? Lo specchio può essere posizionato sicuramente male e quindi può dar fastidio, sicuramente è una possibilità, ma in questi casi gli utenti farebbero bene a segnalarlo all'amministrazione che è competente, ovviamente l'ente proprietario della strada è competente poi in questi casi. Allora, visto che Vicenza si candida a diventare nuovo luogo del ciclismo mondiale, però se noi stiamo dei ciclisti molto maleducati, non ci mettiamo la pettorina, è obbligatorio oppure no se andiamo di notte? E la luce serve o no? Il campanello serve oppure no? È tutto assolutamente già previsto nel codice, è tutto obbligatorio. Tutti gli strumenti che ha citato sono obbligatori per la dotazione di tutte le biciclette, che siano le biciclette della passeggiata domenicale, che siano le biciclette dei semiprofessionisti o comunque di chi ambisce a fare il professionista anche, diciamo, turisticamente parlando, e diciamo, si cimenta in performance anche di un certo impegno atletico e sportivo, comunque è tenuto alla dotazione della bicicletta. Sì. Vabbè, e allora su questo abbiamo dato una risposta. 042216267898. Allora, Silvano Zancaner, dottor Zancaner, lei prima diceva in alcuni sugli incidenti stradali mortali le condizioni, no, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol incidono molto di più. Cosa succede poi alla persona che si ritrova ad aver fatto questo atto sotto l'effetto di sostanze? Cosa succede? Qual è il percorso che voi dell'USL applicate? C'è una normativa del 2016 sull'omicidio stradale, sulle lesioni personali stradali, che ha di molto aumentato le pene detentive per questo tipo di reato, cioè per il fatto di uccidere una persona alla guida di un veicolo essendo sotto l'influenza di alcol o stupefacenti. In realtà è una normativa che equipara la situazione italiana ad una situazione presente in buona parte dei paesi evoluti, in cui l'omicidio stradale cosiddetto viene punito quasi alla stessa stregua dell'omicidio preterintenzionale, cioè come se tu in qualche maniera ti rendessi conto del fatto che puoi uccidere qualcuno perché hai bevuto, perché hai usato stupefacenti, e nonostante questo ti metti alla vita e ti metti alla guida, il che significa che il tuo reato in qualche maniera poteva essere previsto. Per quel che riguarda l'attività medica, sempre campioni di liquidi biologici prelevati in pronto soccorso di ospedali. L'unica differenza rispetto alla normativa previgente è che se il soggetto rifiuta di fornire un campione, la forza di polizia su delega del magistrato può ordinare il prelievo coattivo del campione. E questo per un medico è un po' un problema di coscienza, perché abitualmente il medico esercita la sua attività con il consenso del paziente. Far violenza al paziente per prelevare qualcosa è una modalità di attività medica alla quale non siamo abituati e che per certi aspetti confligge con quello che è il codice deontologico del medico.
con di più la norma non è scritta. Si trova spesso in queste situazioni? Che io sappia è successo poche volte fino adesso, che io sappia nessuna volta nel Veneto. Ho visto un paio di segnalazioni di prelievi coattivi in soggetti che avevano ucciso una persona alla guida recentemente nel Lazio. Quindi insomma, almeno beccato, fermato, dice faccio questo alcol test su strada. Insomma, mentre al di fuori dell'omicidio stradale la cosa si risolve, nel senso che per la guida in stato di ebbrezza da alcol o per la guida sotto l'influenza di stupefacenti il rifiuto viene punito con le stesse pene della positività. Per quel che riguarda l'omicidio stradale questo non è previsto, per cui il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile poter acquisire un campione di liquido biologico, leggi sangue, del soggetto e in questa maniera qua poter dimostrare se era o non era. Le pene arrivano fino a 18 anni di reclusione. Probatorio, cioè chiaramente ci vuole il referto perché sennò altrimenti... Sì, non al di fuori, senza garanzie. Però, il soggetto può chiamare un avvocato, ma il fatto che chiami l'avvocato non può ritardare in alcuna maniera il tempo di prelievo del liquido biologico. Prendiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buon lunedì intanto. Buon lunedì. Scusi, volevo chiedere un'informazione. Prego. Io sono Samantha da Cappella di Scorzè. Prego. In provincia di Venezia. Scusi. Prego. Mia sorella è stata tirata sotto l'anno scorso. Hanno investito sua sorella? Sì, hanno investito mia sorella l'anno scorso. Una macchina... Noi abitiamo su una strada buia, non c'è nessun lampione purtroppo. Noi abbiamo fatto domanda al comune di Scorzè, però ci hanno detto che in quella strada non è obbligatorio avere lampioni. C'è una curva pericolosissima, non è illuminata. Mia sorella veniva fuori con il giubbettino, carta frangente, tutto irregolare. Lei è attraversata sulle strisce pedonali, quel giorno pioveva forte, una macchina l'ha proprio travolta e l'ha buttata in mezzo al fosso. Cioè, io voglio dire... Scusi. No, ma la capiamo perché insomma è successa una cosa così drammatica. Volevo dire solo una cosa. Come stiamo comportando con il comune? Perché non solo mia sorella è morta in quella strada, ma anche tanta altra gente è morta. Sì, sono purtroppo quei casi che sentiamo, che la gente conosce, che c'è un punto molto pericoloso. Allora intanto tutto il nostro affetto Samantha, intanto grazie per averci chiamato e la sento così scossa e la metto subito in contatto col dottor Diego De Leo, che lei si occupa proprio di questo, di cosa succede anche dopo un incidente stradale in cui si perde un familiare, una persona cara. La signora è tanto scossa perché insomma è una cosa che la vivi tutti i giorni. Signora, ci ascolti il professore? Sì, grazie. Grazie Samantha, auguroni, grazie. Mi pare di capire che la signora comunque desiderasse segnalare la pericolosità del punto e quindi l'occorrenza di eventi tragici come quelli che purtroppo le sono capitati. Anch'io sono un sopravvissuto come questa signora e da allora esiste una fondazione che si chiama, con il mio cognome, si chiama De Leo Fund ed opera principalmente nel Veneto ma anche a livello nazionale. Si occupa proprio di portare aiuto alle persone che hanno subito un lutto traumatico come quello di un incidente stradale, ma anche di suicidio, di omicidio, di una catastrofe naturale, insomma tutte quelle condizioni traumatiche che erano inaspettate, quindi non l'esito di una malattia, non l'esito di una patologia invalidante e progressiva, ma una cosa violenta, inaspettata
che cambia la vita delle persone che sopravvivono e la cambia in modo permanente. Quindi se la signora volesse rivolgersi, l'associazione si occupa di aiutare gratuitamente tutti quanti, quindi non c'è niente a carico degli utenti. Perché non si senta magari sola con questo dolore ad affrontare questo momento che è così forte. Allora, intanto veramente auguroni Samantha. 0422 1626 798 segnali, comandante, anche se dovesse fermarsi anche una pattuglia, qualcuno, da segnalarlo a quel punto. Assolutamente, perché... la signora ha fatto benissimo a dircelo e tutti gli utenti quando riscontrano qualcosa di comunque che attira la loro attenzione o che può sembrare anche un'anomalia fanno bene a segnalarlo. Ripeto, gli enti competenti per loro, oltre alle forze dell'ordine che sicuramente ricevono le segnalazioni di questo genere, sono gli enti proprietari delle strade, che sono tendenzialmente le amministrazioni nelle quali queste persone vivono, quindi il comune, cioè la provincia, la regione, ognuno ha le sue competenze a seconda della grandezza della strada. C'è un cassonetto che ci dà fastidio, esatto, che ci impedisce la vista, la visuale. Il senso è assolutamente quello, l'importante è che le persone si abituino a far presenti le anomalie e ovviamente chiediamo un po' di sensibilità da questo punto di vista, perché ovviamente, come tutte le cose, se segnaliamo tutto come dire, senza alcuna valutazione, ovviamente andremo inevitabilmente un po' a intasare quello che è chi le deve ricevere. Noi vogliamo credere alla signora Samantha che dice che in quel punto, un punto molto pericoloso, adesso l'amministrazione penso che 2 lampioni li possa mettere, visto che sono già successi altri incidenti, alla faccia del patto di stabilità, cioè voglio dire, non credo, no? Assolutamente, ecco. È opportuna la segnalazione sempre e comunque, noi diciamo sempre cercate di fare attenzione, diciamo, nel non eccedere in segnalazioni, perché il pericolo qual è? Che troppe segnalazioni magari si perdano poi quelle importanti, no? Perché magari ne arrivano troppe, allora, però è fondamelga farlo. Ricordo sempre che siamo su Facebook, allora andiamo su Facebook e Annalisa Possamai e anche la Elga Tantina, insomma sostanzialmente queste 2 nostre telespettatrici chiedono se lo Stato italiano possa intraprendere dei corsi di aggiornamento, uno della patente nel corso degli anni, su un riesame, e dall'altra parte se si riescano ad inserire dei laboratori, lo dice appunto Elga Tantini, già a partire dalle scuole medie, per una corretta guida, per educazione stradale. E allora diamo la risposta a questi 2 nostri telespettatori dopo la telefonata. Oggi chiamate molto, 0422 1626 798. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì? Prego, buongiorno. È lei? Sì, buongiorno. Mi chiamo Umberto. Prego Umberto. Ecco, io voglio sapere, quel signore là, come si chiama, non so, della polizia, il comandante, che come si fa ad avere il permesso per andare in bicicletta a 4 file insieme, perché si trovano molto spesso delle leggi di ciclisti che quando sono in pochi sono in 2, se non sono anche in 3 o 4 affiancati. Come si fa ad avere quel permesso lì? Non c'è quel permesso lì. Perché non ho mai sentito di multati o cose del genere che ci sono. E dopo succedono gli incidenti o senza luci e senza niente, e dopo è sempre colpa di quello che è in macchina, perché è più prepotente. Bisogna stare attenti a questa gente qua. Allora Umberto, io la ringrazio molto, intanto anche a me quando capita mi faccio anche remore di suonare, dico che non li spavento prima di tutto. E poi qualcuno le dice anche male e è capace anche che... Poi le devo dire la verità, mi è capitato anche a me personalmente di essere mandato in un paese molto caldo, ai Caraibi. Ecco, allora, cosa diciamo al nostro telespettatore? Allora, per prima cosa questo telespettatore ha assolutamente ragione, perché non c'è nessuna norma che consenta di viaggiare in più file parallelamente in bicicletta. Questa è una cattiva abitudine che spesso i gruppi di cicloamatori solitamente hanno, che è assolutamente contraria al codice della strada. È vietato
devo contraddire il nostro telespettatore, perché in realtà le multe vengono fatte assolutamente in questi casi. Certo è che non accade troppo spesso di incrociare durante queste manovre una pattuglia diciamo libera e disponibile in quel momento, perché tendenzialmente quando vedono la pattuglia magari tendono ad allinearsi in fila indiana come dovrebbero, perché in realtà sanno perfettamente che non è consentito farlo. Ma allora perché lo fanno? Se è fatta un'opinione, perché è bello chiacchierare, si ritrovano? Probabilmente ci sono delle dinamiche dal punto di vista sportivo che io sconosco da questo punto di vista, che però non possono superare la norma, che comunque vieta, anche perché è estremamente pericoloso, proprio perché induce poi i conducenti a fare delle manovre di sorpasso anche azzardate, per evitare proprio di rischiare di sfiorare qualcuno di questi ciclisti. Quindi diciamolo pure a tutto il mondo degli amanti del ciclismo. È un bellissimo sport che noi amiamo tutti e che dà anche grandi soddisfazioni al nostro paese, però va fatto nel modo giusto, quindi ci si allena lontani dalle strade trafficate. E quando lo si fa seguendo il codice della strada. Allora, siccome noi vogliamo molto bene se c'è qualche ciclista che ci vuole chiamare e dire che è molto bravo, molto responsabile, noi siamo qua, 0422 16 26 798. Questi corsi per rieducare alla patente, perché magari negli anni c'è chi ha fatto la patente prima della patente europea, tutte queste rotonde non c'erano, andare nelle scuole potrebbe essere una buona pratica. Nelle scuole dobbiamo dire subito che siamo molto presenti, la Polizia Stradale col progetto Icaro sono 20 anni che è nelle scuole, e fortunatamente i risultati oggi li vediamo, perché gli utenti della strada più disciplinati di tutti sono proprio i giovanissimi, i più giovani. Per quanto possa sembrare assurdo, la statistica è come dire, senza timore di smentita, ci dice che l'utente della strada più indisciplinato è quello tra i 30 e i 50 anni, quindi quello che ha preso la patente un po' di tempo fa, ma non eccessivamente, ma non negli ultimi anni. I più giovani sono assolutamente i più disciplinati, perché stanno incollati al volante, hanno paura di sbagliare. Secondo me più perché sono stati educati bene nelle scuole, nelle famiglie, cioè la cultura della sicurezza stradale ha avuto un grandissimo salto in avanti negli ultimi 20 anni. Un fenomeno invece che è più difficile da arginare è quello proprio della inadeguatezza delle conoscenze per chi ha la patente da tanti anni. Da questo punto di vista si può fare di più sicuramente, e noi invitiamo queste persone a partecipare alle iniziative, ai convegni che vengono fatti sulla sicurezza stradale, perché spesso diamo in quelle occasioni informazioni utili proprio sulla normativa vigente e quello che può essere un po' cambiato rispetto a tanti anni fa. Io devo andare in pubblicità, se no mi strozzano, e lo vediamo tutte queste rotonde, ma com'è che tutto questo funghi, sono come dei funghi queste rotonde? L'Europa ci ama. Allora 0422 16 26 798, amico ciclista, fatti sentire, io lo so che tu rispetti la strada. Dopo. Eccoci qui in diretta, 0422 16 26 798, vedo una telefonata, sarà l'amico ciclista, non lo so. Pronto, buongiorno. No, niente ciclisti. Non vai in bicicletta, signora? Come no? Non vado più da anni in bicicletta. Male, dobbiamo riprendere. Lo so. Eccoci. Ci dica. Volevo dire una cosa al comandante. Faccio un appello. Allora, quando siamo in auto che ci avviciniamo a un centro, allora ci sono le strisce. Tutto un attimo scendono giù dal marciapiede, attraversano a piedi lentamente, sembra che vadino a spasso, e non guardano né a destra né a sinistra. Se per caso noi non siamo svelti di frenare un po', li prendiamo sotto, ma perché? Non vedo nessuno sopra le strisce, tutto su un attimo, arrivano loro, attraversano senza guardare né a destra né a sinistra. Devono anche guardare, metti caso che noi magari stiamo andando diritti così, ma come si va? Loro attraversano senza guardare, ma devono guardare destra e sinistra, ma quando stai attraversando le strisce, almeno io faccio così. Non so perché vanno lentamente, le strisce servono solo per andare di là della strada e non andando a passeggio. Si prendono tutte quante, sì, ma
Ma non è giusto, insomma, questo... dice chi attraversa la strada, come ti dice la mamma, guarda a destra, guarda a sinistra. Allora, secondo me, grazie, secondo me non guardiamo la destra e la sinistra perché non ne possiamo più di destra e di sinistra, non guardiamo più da nessuna parte. Comunque, a parte ciò... Adesso io so che la smonterà dirà ma quando vedete le strisce dovete rallentare perché se uno perde una cartina per terra ha la possibilità di tornare indietro, però è vero che delle volte te li trovi davanti di colpo. La signora ha rilevato un problema assolutamente oggettivo, che è quello dell'attraversamento sconsiderato di persone che diciamo, ritengono che sulle strisce pedonali, siccome il pedone ha sempre ragione, questo lo dice il codice della strada chiaramente, possono permettersi di diciamo, attraversare con una certa disinvoltura. Da questo punto di vista dobbiamo dire, condivido la richiesta della signora di fare un appello da questo punto di vista, perché dobbiamo dire agli utenti della strada che è vero che hanno ragione e che quindi le responsabilità saranno addossate prevalentemente, se non esclusivamente, all'investitore, ma la vita è la loro, quindi l'invito è comunque ad adottare certe cautele, certe prudenze, perché abbiamo avuto un'incidenza negli incidenti mortali del 2017 qui a Treviso di investimenti di pedone che sfiora il 25%, sopra la media quindi nazionale. Un quarto dei deceduti a Treviso rilevati dalla polizia, incidenti rilevati dalla polizia stradale nel 2017 sono stati pedoni investiti, quindi questo vuol dire che non necessariamente che tutti gli automobilisti siano sconsiderati alla guida, forse c'è anche qualche attenzione in più da prestare. Abbiamo anche questo cellulare, no? Continuamente con lo sguardo generazione digitale, sguardo abbassato, ma anche non solo, insomma, i giovanissimi. Io prendo una telefonata, poi passo ai nostri dottori. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine Nord. Prego. Senti, 5 mesi fa abbiamo deciso di andare sul Grappa, no? Allora, andando su per la strada, il landista sorpassava le biciclette e poi si trovava, quando aveva una macchina che veniva giù, a rallentare, mentre il ciclista passava avanti. L'Emma John che tirava questo autista perché non riusciva a passare il ciclista, e dopo di averlo sempre davanti, ha fatto sì che noi siamo arrivati sul Grappa e non abbiamo potuto neanche andare nel sacrario a dire una preghiera. Abbiamo dovuto ritornare subito per andare a mangiare a Pedavena. Quindi i ciclisti, quando sono sorpassati, devono stare in coda, non andare sempre davanti, e l'autista deve praticamente fare gli slalom perché il ciclista è un po' lento. Vabbè. Ammetto che il motociclista passi avanti perché lui va via sfrecciando e via, ma il ciclista deve stare in coda come l'altro una volta che sono passato. La ringrazio. Grazie, allora grazie noi vogliamo bene ai ciclisti, no, ribadiamolo, perché noi vogliamo bene veramente. Allora 0422162678, io so che insomma vabbè, ha fatto un po' di giro turistico nelle zone vicine, vado avanti, porti pazienza comandante. Allora nella sua esperienza quali sono le sostanze dei quali le persone fermate abusano di più? Parlo delle sostanze stupefacenti, che cosa riscontra? Perché poi anche lì, no, le sostanze hanno le mode. Diciamo che c'è una recrudescenza adesso per gli oppiacei, che erano un po' spariti da un po' di tempo, ma le classi di sostanze che più frequentemente sono rilevate e sono anche consumate sono la cocaina, i cannabinoidi e i derivati della cannabis, per cui direi che due tipologie di sostanze che fanno danno alla guida in maniera diversa. La cocaina, l'anfetamina e gli stimolanti in generale danneggiano la performance di guida, nel senso che il soggetto ritiene di poter fare delle cose che in realtà non è in grado di fare, per cui si prende dei rischi in più e fa degli incidenti anche gravi. Cioè si sente un superuomo, una superdonna, si sente esaltato. Tizio che sa che quella curva là la può fare a 80 km all'ora, se assume cocaina, se assume altri stimolanti, è convinto di poterla fare a 130. La fa a 130, esce e muore o uccide qualcuno. E questa è la tipologia, la percezione del rischio alterata tipica
delle sostanze stimolanti e della cocaina in particolare. Per i cannabinoidi invece la cosa è un po' più complessa, nel senso che i cannabinoidi alterano alcune percezioni, per cui per esempio la memoria, la percezione del tempo. Banalizzando, sotto l'influenza di cannabis sono convinto che quella macchina ci metta 5 secondi ad uscire, esco e invece ce ne mette solo 2 e faccio un incidente, per cui vado ad alterare alcune funzioni cerebrali complesse che comunque sono rilevanti per quel che riguarda la performance di guida. La persona diventa più lenta? No, sbaglio a valutare i tempi, una percezione del tempo alterata, e questa è la cosa che più rende pericolosa la cannabis alla guida. Tutte le statistiche, tutte le ricerche fatte su soggetti feriti o soggetti morti in sinistri stradali dimostrano che l'uso di cannabis è deleterio per la performance di guida, cioè nelle corti di persone morte o ferite in sinistri stradali c'è una prevalenza significativa di soggetti consumatori di cannabis. In questo dice, insomma, bisognerebbe, ma secondo lei queste persone sono degli, si è fatta un'opinione, consumatori d'occasione, abituali? Può essere questo o quello, il consumo abituale dà delle alterazioni cerebrali su cui potrà dire qualcosa di più preciso il collega De Leo, però sicuramente anche il consumo occasionale altera la capacità e il comportamento del soggetto, e questo alla guida e quando vi arrivano i reperti, sono giovanissimi, cioè questo uso di sostanze stupefacenti, qual è il range, qual è l'età? Fasce di età sono rappresentate quasi tutte, diciamo che nell'età giovanile, diciamo dai 14 anni, perché per mettersi alla guida di un qualcosa bisogna averne almeno 14, perlomeno che abbia un motore, e fino ai 30 c'è più prevalenza di cannabis. La cocaina, diciamo dai 30enni fino ai 50enni, si trova abbastanza frequentemente. Tutte e due sono combinate spesso con uso di alcol, per cui c'è gente che viene fermata e ha in corpo anche 2 o 3 tipi di sostanze stupefacenti diverse e alcol. Però, e allora, 0422 16 26 798, senta Franco da Udine Nord, non mandi più le madonne ai ciclisti, pensi positivo, la prossima volta va sul grappa e respira aria fresca e fa quello che deve fare. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 0422 16 26 798. E allora, durante la pubblicità abbiamo un po' discusso anche di queste sostanze stupefacenti, e il professor De Leo dice sì, una cosa che non viene evidenziata molto spesso è il problema dei farmaci. Lei come psichiatra deve prescrivere dei farmaci ai suoi pazienti affinché percorrano il percorso di cura e di guarigione, però ci si può mettere alla guida utilizzando dei farmaci che insomma possono indurre uno stato alterato del soggetto, perché magari diventa più stanco, più letargico, e riflessi ritardati. Beh, dipende dalla prescrizione. Tanto diciamo che gli psichiatri guardi di là, che così la facciamo bello. Farmaci, guardi dritto con quel numero 5. Devono prescrivere farmaci. Comunque facendo questo devono sicuramente avvertire i loro pazienti che occorre una cautela particolare nell'utilizzo di un automezzo quando si prendono farmaci. Poi chiaramente dipende dal tipo di farmaco, dal dosaggio del farmaco, dalla risposta individuale, dalla concomitanza con l'uso di bevande alcoliche, dal grado di stanchezza, dalla guida notturna, insomma da molte variabili, ma soprattutto io credo che sarebbe necessaria un'informazione che eviti che venga bypassata per esempio la commissione medica, per cui le persone che poi prendono farmaci o che dovrebbero prendere farmaci hanno paura di assumerli a detrimento della loro salute, perché ritengono che poi non possono più guidare, oppure devono denunciare l'uso di farmaci,
magari immaginandosi che andando sotto la commissione per la valutazione della patente non venga loro approvata l'uso della patente, quindi cercano le ricette in bianco per non far sapere al medico di fiducia, al medico di famiglia che stanno assumendo farmaci. Insomma, si crea tutto un meccanismo un po' clandestino, a circolo vizioso, per cui da un lato non si curano bene i pazienti, si ingenerano delle aspettative scorrette rispetto all'uso dei farmaci, dall'altro non si fa molta attenzione a istruire i pazienti su questo aspetto. Magari si informa che l'uso di pompelmo controindica l'assunzione di psicofarmaci perché ne diminuisce l'effetto, ma ci si dimentica la cosa più importante: ti metti alla guida in che condizioni, i tuoi tempi di reazione sono adeguati, hai sonnolenza, ti vengono improvvisamente colpi di sonno, hai mal di testa, ti senti stordito, tutte queste cose sono estremamente importanti. Perché magari anche la visione è alterata. Certo, se sono sostanze che contengono anticolinergici possono obnubilare la visione, quindi creare dei problemi di messa a fuoco delle immagini, e quindi sono tutti problemi che dovrebbero essere discussi più apertamente, con chiarezza, evitando anche la demonizzazione inutile della commissione, perché non è fatta dalla Santa Inquisizione. Non c'è Torquemada. Appunto, ma è fatta da persone che cercano di proteggere l'individuo ma anche la comunità, e quindi tutti i membri della comunità, quindi un po' di armonia e di armonizzazione. C'è meno responsabilità della res pubblica, della cosa pubblica, della comunità. Sì, è una cosa che manca un po' a noi. Lo sappiamo, vediamo cosa succede. Senta, mi è piaciuta molto la telefonata di questo, insomma, con i ciclisti e tutti i santi i paradisi, però senta una cosa, Simone Cadamuro sul nostro Facebook ha detto, e ha messo anche la bandierina italiana, adesso la ingrandisco così la vedono anche da casa, insomma, secondo me c'è poco controllo e pattugliamento sulle strade italiane. Allora io le do un dato, dice che le pattuglie in circolazione negli ultimi 10 anni sono calate del 20%. Come siete messi? Il problema degli organici delle forze dell'ordine è un problema ormai, insomma, che si ripete negli anni, perché è un problema legato alla disponibilità delle risorse del Ministero, che come tutti i ministeri sconta difficoltà su più fronti. Questo è sicuramente un dato, come un dato è la mancanza del turnover che hai imposto il servizio di controllo del territorio, che è il servizio più operativo e quindi più sacrificato, a persone che hanno un'età avanzata e che quindi sempre più fanno fatica a farlo. Da questo punto di vista è assolutamente auspicabile un intervento sugli organici e soprattutto sul ringiovanimento delle forze dell'ordine dal punto di vista del controllo del territorio. Su questo insomma, siamo sicuramente d'accordo tutti, lo auspichiamo. Certo è che finché non avremo questo dovremo necessariamente... A mezzi come state messi? Perché secondo una ricerca gli italiani ci sono 5 milioni di auto che guidano con le gomme fuori norma, un po' lisce, un po' valizzate, fate voi. Voi a mezzi come state messi? Noi bene, fortunatamente, ecco. Siamo una realtà felice da questo punto di vista, quindi non possiamo lamentarci sicuramente. È vero che comunque si può sempre far di meglio, ma diciamo, è un auspicio ed è un obiettivo a cui vogliamo tendere tutti quanti. Anche noi in marzo tendiamo al miglioramento. Senta, io intanto sono in chiusura, ma senta, direttore Zancaner, se una mamma è a casa è preoccupata però ha il figlio che già guida, come fa a capire se il figlio sta assumendo sostanze stupefacenti, c'è qualcosa che possiamo anche, insomma, dire alle mamme, ai genitori? Possiamo prendere un capello? Sì. Abbiamo dei dubbi? Non basta un capello, ce ne vuole un bel ciuffo. Dobbiamo prenderlo per i capelli. E soprattutto io come medico devo chiedere all'avente diritto il consenso per poterlo analizzare, per cui la mamma dovrebbe portarmi il figliolo, o meglio portarlo al dottor Frison, che è il mio collega che poi fa le analisi. Succede, ci sono mamme che ci mandano i figli per verificare che non ci sia qualche consumo improprio di sostanze. Nei limiti del ragionevole lo facciamo anche. Il ragionevole è che il soggetto del quale noi analizziamo le formazioni pilifere, con le quali si può risalire a diversi mesi prima
all'assunzione avvenuta diversi mesi prima, il soggetto deve essere consenziente, per cui il figlio deve dirmi di sì. Deve dire di sì. E allora, professor De Leo, ricordiamo la sua fondazione, perché ci ha colpito molto la telefonata di Samantha, abbiamo sentito veramente molto scossa. La sua fondazione aiuta le persone, ricordiamo come facciamo a contattarla? Che hanno purtroppo subito un lutto traumatico. La nostra fondazione ha la sede principale a Padova, in Riviera Mugnai 8, che è nel centro di Padova, vicino a Largo Europa, ed è aperta tutti i giorni ed opera gratuitamente per tutti. Allora, io ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno chiamato, ringrazio molto Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale di Treviso, il professor De Leo, psichiatra e presidente della De Leo Onlus, e Silvano Zancaner, direttore di medicina legale del Dipartimento di Prevenzione dell'US 3 della Serenissima. Non si può dire andavo veloce perché non volevo essere tamponato, è una scusa che abbiamo usato. A domani.